Quale senso ha la parola salvezza? A questa domanda il vescovo, Monsignor Alberto Danasini, ha provato a dare una risposta alla luce della fede e del Vangelo. Lo ha fatto in occasione della festa del Santo Cristo, nella messa presieduta nella Basilica di Santa Maria di Nazareth a Sestri Levante. Alla presunzione dell'uomo di oggi, che crede di salvarsi da solo, in realtà quello che cerca è la sicurezza, il cristiano risponde guardando al sacrificio della croce. Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenito perché chiunque creda in lui non perisca ma abbia la vita eterna, ha sottolineato il pastore della diocesi citando il passo del Vangelo di Giovanni. La nostra vita potrebbe durare anni e anni e anni, ma non sarebbe salvata. Sarebbe sempre la nostra vita di qui, con le sue gioie, i suoi dolori. Ecco allora la salvezza, una vita piena, perché vita eterna vuol dire non soltanto una vita che dura sempre, ma una vita che è piena, realizzata. La salvezza del mondo quindi è l'amore, ha proseguito il vescovo, quello di Gesù fin sulla croce, quello infinito di Dio, quell'amore che vince il male, che erode la nostra vita e che nessuna sicurezza riesce a sconfiggere. E di nuovo impariamo dalla croce che se vogliamo fare qualcosa per il mondo dobbiamo imparare ad amare sul serio, a vincere i nostri egoismi, le nostre divisioni, le nostre invidie, vincerle per diffondere l'amore. L'invito che raccogliamo perciò dalla festa è proprio quella di far entrare nella nostra vita anche quotidiana questa esperienza di fede, saperci amati, amati sempre, amati infinitamente, amati ogni giorno, amati in ogni momento della nostra vita. Se vivremo così, certamente la nostra vita sperimenterà la salvezza, cioè la vita che ha senso, la gioia.